Buonasera, a nome dell'Associazione di Promozione Sociale per la Costituzione di San Daniele del Friuli do il benvenuto a tutti coloro che si fossero in questo momento collegati in audio e in video sui nostri canali Facebook e YouTube. Continuiamo, dopo il primo incontro con la professoressa De Grassi, il secondo incontro del progetto dei 600 anni dalla caduta del Patriarcato di Aquileia. Stasera sarà nostro ospite il professor Vidon, che ringrazio anticipatamente del contributo che ci darà. E voglio ringraziare a nome dell'associazione gli sponsor che permettono queste e tutte le nostre attività del 2020 e quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, la Comunità Collinare del Friuli e la Banca Prima Cassa Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia. Passo la parola al professor Angelo Flormo per la presentazione del relatore e dell'incontro di questa sera. Grazie, buona visione, buon ascolto. Grazie a Paolo Mocchi, al professor Mocchi per l'introduzione, buona sintonia a tutte e a tutti. Siamo al secondo appuntamento, come è stato anticipato, e dopo una panoramica importante, molto interessante, quella che ci ha offerto la professoressa De Grassi la volta scorsa, questa sera entriamo con una zoomata specifica su di un testo statutario molto importante. La professoressa De Grassi ci ha illustrato molto bene che esistevano delle raccolte statutarie di comunità rurali e comunità urbane e cittadine. San Daniele sicuramente vive il suo periodo d'oro e di splendore durante i secoli pieni del Medioevo e anche oltre la caduta della patria del Friuli e quindi dello Stato patriarcale, continuerà a rimanere feudo nelle mani del patriarca con un suo vicario insediato in ambito urbano a partire dal 1445. Il primo tra questi vicari, tra l'altro, sarà appunto Guarnerio d'Artegna, destinato a lasciare un segno importante nella comunità all'interno di una sua biblioteca già così ricca e sollecitamente impreziosita dai suoi appetiti culturali, era anche chiamato a gestire una memoria storica importante, quello dell'archivio della magnifica comunità, all'interno del quale si trova la copia degli statuti antichi di cui questa sera ci parlerà il professor Alberto Vidon. È un grande piacere per me presentarvelo perché oltre ad essere un carissimo collega e anche un amico, un sodale di tante avventure intellettuali e non soltanto, è un personaggio che ha dedicato la sua vita a due grandi passioni. Una è sicuramente l'insegnamento, dove riesce a trasmettere ai suoi studenti da molte generazioni ormai la passione per la storia e per la letteratura, e l'altra passione ovviamente è la ricerca nell'ambito storiografico. Lui si è laureato in storia all'Università di Trieste, discutendo una tesi di argomento storico-economico e nel corso di tutti questi anni poi ha continuato a collaborare con istituzioni di ricerca molto importanti. Mi piace citare tra tutte queste l'Accademia di Studi Medievali Geoffrey Rudel, in cui è anche il coordinatore della sezione storico-letteraria, e ha recentemente firmato un libro molto bello assieme a Flavia Valerio, che condivide con lui vita e interessi, Giulio Savorgnan, il gentiluomo del Rinascimento e le fortezze della Serenissima, edito da Gaspari, che davvero è stato molto ben censito e accolto dalla critica, un importante anche contributo di Alessandro Barbero, che ne ha immediatamente accolto la novità, legata soprattutto alla ricerca documentaria e al fatto di dover far parlare sempre la storia attraverso i documenti, che però devono in qualche maniera essere animati. Ecco, questo in sintesi. Lascio immediatamente la parola a lui per non togliergli il tempo e perché siamo tutti davvero molto curiosi di ascoltare un approfondimento sugli antichi statuti della magnifica comunità di San Daniele. Alberto Vidon, buona conferenza e buon ascolto. Grazie Angelo, buonasera a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano. Ringrazio ovviamente anche Paolo Mocchi, che rappresenta l'associazione, che mi ha invitato, ed è
piacere poter dare un minimo contributo a una delle tante preziose iniziative che l'associazione ha saputo promuovere. Grazie appunto anche ad Angelo, appunto l'amico compagno di mille avventure, per le gentilissime parole, per la sempre molto generosa presentazione. E allora passiamo direttamente al centro del nostro incontro, di questa chiacchierata che faremo, come ben diceva professor Floramo, cercando di puntualizzare su una situazione specifica di statuti, quella appunto della Magnifica Comunità di San Daniele. A indicazione bibliografica che l'amico Floramo ha presentato sventolandolo, io rispondo altrettanto, indicando un testo preziosissimo, che vediamo se riusciamo a centrarlo, eccolo qua, purtroppo datato nel senso che è stato pubblicato la bellezza di 28 anni fa, curato da Cornelia Forte e da Angelo Floramo, preziosissimo perché si tratta di un'edizione degli antichi statuti della Magnifica Comunità di San Daniele, pubblicata nella raccolta dei quaderni guarneriani appunto del 1992, e che rappresenta proprio un testo di riferimento, cioè quella base documentaria, seppur edita, alla quale fa riferimento proprio per cercare di cogliere il senso, il contenuto, ma anche direi lo spirito di ciò che ha informato la vita di una comunità come quella di San Daniele a partire dalla fine del XIV secolo. Ben segnalava la professoressa De Grassi nell'incontro precedente che quando noi pensiamo al Medioevo intendiamo sempre così una dimensione del tempo e quindi una condizione della vita molto diversa ovviamente dalla nostra, e poi spesso ci si incentra nel ricostruire il passato o nel rivisitarlo a ricercare i grandi avvenimenti, personaggi illustri, ma ovviamente la storia è fatta anche di quelle dimensioni silenti, quasi dimenticate, che però determinano la quotidianità, il mondo del passato, e che hanno espresso dei modi di comportarsi e dei comportamenti sociali che non sono più del nostro tempo, ma che hanno segnato la nostra dimensione, la nostra storia. E proprio per poter ricostruire questa storia, oserei dire quasi quotidiana, riferendomi appunto alla comunità di San Daniele, gli statuti che, come sentivamo nell'incontro della settimana scorsa, servivano a regolare l'organizzazione delle comunità rurali o cittadine, amministrando la giustizia, ma proprio anche le dimensioni varie della vita di tutti i giorni. Questi statuti sono estremamente utili anche perché non sono delle leggi, ma sono delle raccolte specifiche di norme che sono strettamente legate al luogo in cui queste norme sono state prodotte e vengono applicate. E quindi gli statuti, come quelli di San Daniele, non pretendono di avere un valore di legge universale, ma sostanzialmente elencano delle norme, dei comportamenti che non rientrano nell'ambito più ampio del diritto, ma sono dettati dalle necessità specifiche della comunità. Questo è il punto di partenza. Prima di entrare negli statuti e dare così una specie di ideale sfogliata a questa raccolta di norme, può essere necessario ribadire un aspetto, che è quello di tratteggiare molto brevemente l'organizzazione amministrativa del Friuli in età medievale. È già stato accennato dalla professoressa De Grassi e vale la pena riprenderlo proprio perché forse riusciamo a cucire questi elementi generali con il dettaglio che emerge appunto dagli statuti della comunità di San Daniele. Allora, il primo elemento di cui tener conto è che assumendo come punto di riferimento il tardo Medioevo, diciamo il XIV, XV secolo, quindi siamo quasi ai margini di quella che canonicamente viene definita poi l'età moderna, il territorio friulano appare certamente non molto omogeneo da un punto di vista politico, e come è stato sottolineato bisogna distinguere ad esempio a livello di statuti, gli statuti dei comuni che erano direttamente soggetti all'autorità del patriarca all'interno della patria del Friuli, quindi San Daniele in questo senso proprio fa caso esemplare, da quelli che invece erano propri di comunità che facevano riferimento ad una feudalità signorile
e che quindi erano stati approvati appunto dalla signoria feudale. Quindi già questo è un elemento di cui tener conto. Dicevo, osservare qual è la struttura amministrativa e giuridica. San Daniele faceva parte, come altre comunità, faceva parte del Parlamento del Friuli, cioè della massima assemblea legislativa che fungeva anche da Suprema Corte d'Appello della Patria del Friuli, del Patriarcato. In questa assemblea c'erano di diritto i superiori di monasteri, dei capitoli, delle prepositure, cioè personale ecclesiastico. C'erano i referenti delle circoscrizioni feudali e i deputati dei comuni, dei liberi comuni, delle comunità. Diciamo che il Parlamento raccoglieva in qualche misura le spinte, le necessità e perché no anche le aspirazioni delle singole realtà che appunto attraverso il Parlamento trovavano il modo insomma di farsi sentire e quindi di comporsi e ricomporsi in un contrasto, in un confronto, in un orizzonte più ampio. E allora vorrei proprio sottolineare, quindi quasi diciamo trovando già un aggancio a quello che sarà l'intervento della prossima settimana, che nel momento in cui le Costituzione Patria for Iuli di Marquardo, di Randek, del 1366 vengono promulgate, non è casuale che siano proprio gli anni in cui nella maggior parte diciamo dei comuni o delle comunità friulane più importanti emergono gli statuti, si dotano di statuti, ovvero le norme che già in qualche modo regolavano quelle comunità trovano sempre di più una loro dimensione ufficiale. Per cui questa spinta, questa aspirazione delle singole comunità in qualche modo entra in una cornice normativa, chiamiamola regionale, che poteva garantire l'autorità del patriarca, la nobiltà, le istituzioni ecclesiastiche e poi appunto le diverse comunità. Ed è interessante notare che proprio agli inizi del XIV secolo il patriarca Ottobono aveva proprio in qualche modo cercato di stabilire un equilibrio, un rapporto con queste dimensioni che si stavano affermando in una ricerca di autonomia, di cui lo statuto diventava proprio un simbolo. E infatti, diciamo così, definisce nulla civitas castrum locus vel aliquem potest eligere potestate. Cioè nessuna città, nessun castello, nessun luogo può, diciamo così, rivendicare una potestà nisi de licentia et beneplacito ipsius domini patriarche, cioè senza, se non con la licenza e il beneplacito dello stesso signore patriarcale, del patriarca. Quindi l'autorità patriarcale è il punto di riferimento e per una comunità come San Daniele vedremo che questo emerge chiaramente anche nella struttura degli statuti. Ovviamente il patriarca contava su una rete di ausiliari che nei comuni urbani, nei comuni cittadini, vedeva appunto come rappresentante il gastaldo. Gastaldi quindi che rappresentavano il potere patriarcale e che amministravano sia la dimensione, l'ambito puramente esecutivo, ma anche quello giuridico, e comunque a seconda dei casi la loro responsabilità potrà essere più o meno ampia. La carica, tra l'altro, non era una carica con una temporalità ben definita, o meglio, sì, ma per ogni singolo caso. Quindi vedete che torniamo a quel concetto iniziale per cui gli statuti hanno la specificità. Vi faccio un esempio: il Gastaldo di Tolmezzo aveva un incarico di triennale, la durata era di 3 anni, mentre quello di San Daniele l'incarico era annuale. Questo rapporto tra l'autorità patriarcale, le realtà specifiche, ovviamente, come si diceva anche nell'incontro precedente, subisce il passaggio del 1420, quindi nella fine del patriarcato, che è alla base di questa serie di incontri, e il passaggio al dominio di Venezia. Mi pare di ricordare che sia stata una domanda in questo senso la settimana scorsa, cioè su quanto durano poi queste dimensioni statutarie rispetto al passaggio del dominio. In realtà
sia gli statuti che le stesse Costituzioni che vennero revisionate nel 1429 e poi anche successivamente. Comunque questa normativa sia specifica degli statuti sia appunto delle Costituzioni rimane in vigore anche con il dominio veneziano attraverso, diciamo, ovviamente atti di accettazione delle comunità, ma anche la concessione da parte della signoria del mantenimento di certe specificità. In Guarneriana conservata proprio una copia a stampa che riproduce l'accordo che viene siglato dai rappresentanti della comunità di San Daniele nell'estate del 1420, ambasciatori in quel di Venezia, e appunto riportano a questo documento ufficiale nel quale sostanzialmente il doge cortesemente e gentilmente concede il mantenimento dell'autonomia statutaria, salvo ovviamente le norme della Repubblica. Questo era così, giusto per iniziare un po' a focalizzare. Adesso entriamo nel merito della città di San Daniele, cioè entriamo nella città, anzi in realtà nella terra di San Daniele, no? La terra murata di San Daniele, una realtà che, diciamo così, è simile ad altre terre grosse del patriarcato di Aquileia sulla fine del 300. Sto pensando ad esempio a Gemona. Giovedì scorso Angelo Flora mi ha mostrato quella meravigliosa pubblicazione degli statuti di Gemona curata dalla compianta Lida Londra, no? Quindi anche in questo caso, come per Gemona, con San Daniele siamo una terra murata, ed è interessante notare perché terra murata, terra, è un termine che uno storico che si è occupato di questi temi, Giorgio Chittolini, introdusse qualche tempo fa, ma sono passati in realtà parecchi anni, il concetto di quasi città. Infatti non è una civitas, è appunto una terra. Cosa indica questo termine? Beh, indica perfettamente quella che è stata la caratteristica dell'insediamento di San Daniele. Perché? Perché intanto bisogna chiarire un elemento. Noi non abbiamo ben chiaro in termini, come dire, definiti, qual è stata così l'evoluzione dal punto di vista istituzionale e giurisdizionale dell'insediamento di San Daniele, perché la documentazione, prima giustamente Angelo diceva quanto è importante la documentazione, la ricerca storica. La documentazione è piuttosto lacunosa, non permette facilmente di definire e inquadrare la situazione, ma di fatto San Daniele è un castrum che diventa castello di abitanza. Poi dal castrum sicuramente si espande il borgo castellano, tanto da poter diventare una communitas, quindi una comunità più ampia, e questa communitas a un certo punto si dota di statuto e quindi anche di rappresentanza. Che la situazione sia così, diciamo, articolata, e io ovviamente neanche lontanamente provo a sfiorare questi temi, emerge proprio all'interno del Parlamento, perché nel Parlamento inizialmente la rappresentanza di San Daniele è data dai nobiles habitatores del castrum di San Daniele, e in una seconda fase questa rappresentanza viene distinta rispetto alla rappresentanza della comunitas di San Daniele. E non sappiamo bene i tempi, i termini di questo sviluppo. Lo possiamo registrare forse, come accennavo prima, no? Osservando il quadro generale dell'organizzazione politico-amministrativa del patriarcato, cioè seguendo le vicende e l'azione dei patriarchi, noi possiamo sicuramente cogliere che da parte dei patriarchi c'è sicuramente una precisa volontà di infeudamento e quindi costruzione appunto di istituzione del castrum affidato dei nobili feudatari fedeli. A questa prima fase, diciamo attorno al XII secolo, c'è una seconda fase con il feudo di abitanza e quindi tutta una serie di rapporti giuridici, e poi il rafforzamento di questa comunitas che dal borgo castellano si espande e che dalla, diciamo, seconda metà del 1200 e agli inizi del XIV secolo, quindi del 1300, assistiamo a un netto rafforzamento del controllo del patriarca su San Daniele, quindi una presenza diretta attraverso proprio il Gastaldo, e un'espansione che si registra proprio attorno allo sviluppo urbano dell'insediamento, nel senso che diciamo da quello che emerge dai documenti è evidente una crescita con l'espansione
diciamo, dell'insediamento proprio in termini di edifici, di edificazione, di allargamento della cinta muraria, e gli stessi statuti sandanielesi ci lasciano una traccia di questa espansione che porta a inglobare una serie di insediamenti rurali che erano vicini all'insediamento del castrum, del castello, e che finiscono per far parte della terra, cioè che include quindi anche una serie di ville, cioè di insediamenti che sono prettamente rurali. Questa traccia negli statuti di San Daniele è proprio determinata da uno dei capitoli degli statuti in cui si indica qual è la composizione dei consiglieri che affiancavano alcune figure di magistrati nella conduzione della comunitas, cioè della magnifica comunità di San Daniele, e si fa proprio riferimento ad una distinzione tra consiglieri che sono eletti per la terra e consiglieri che sono eletti per la villa, intrinseci e estrinseci, cioè nel tentativo di raccogliere tutto quell'insieme di dimensione, di comunità che nel frattempo era andata sempre più aggregandosi e costituendosi attorno appunto alla terra. Dicevo appunto che la testimonianza di questa crescita è anche proprio data dall'ampliamento della cinta muraria, dall'erezione delle torri di guardia, le porte, i ponti per scavalcare il fossato che circondava la cinta muraria. Queste notizie c'entrano con gli statuti perché premura e preoccupazione da normare, da definire attraverso lo statuto, era anche proprio la cura, la manutenzione di queste strutture difensive. Sempre legandosi a una sorta di architettura urbanistica che ricade poi anche nelle indicazioni degli statuti, il riferimento alla loggia, no? Alla Lobbia Nova, dove si tenevano le udienze del Tribunale della Terra di San Daniele, che secondo lo statuto, secondo il regolamento, dovevano essere tenute queste udienze sub loggia magna communitatis, cioè sotto la loggia, la grande loggia, la loggia nuova, diciamo, della comunità. Quindi questo sviluppo, che è uno sviluppo demografico, uno sviluppo, diciamo, urbanistico, è ovviamente il segno di una forte crescita che il centro diciamo in qualche modo può vivere grazie proprio all'investimento, mi verrebbe da dire, che i patriarchi fanno su questa realtà per dare senso, forza alle loro scelte politiche. Il patriarcato di Bertrando di San Ginesio certamente è quello che forse maggiormente ha investito su quest'area, e per controllare quest'area ha investito moltissimo proprio nello sviluppo della comunità di San Daniele, per cui da un lato rimane ancora un castrum Sancti Danielis per indicare la funzione militare, ma allo stesso tempo proprio si parla durante il patriarcato di Bertrando di San Genesio di una comunità che ormai è dotata appunto di una domus communis, cioè di un palazzo della comunità, cioè la loggia a cui facevo riferimento prima. Sempre per indicare così che questa rilevanza del rapporto di San Daniele con il patriarcato, ritorno ancora un attimo al 1367, quindi sempre a Marquardo di Grandec, che nell'anno appunto 1367 dà ulteriori privilegi alla città di San Daniele per svolgere la sua funzione di centro di transito, dei commerci, di supporto anche per i viaggiatori che dall'area adriatica salivano verso le terre germaniche, e praticamente concedendo una sorta di monopolio rispetto al territorio circostante. Quindi la terra diventa sempre più un elemento di aggregazione lungo questa linea di transito. E in effetti negli statuti, ancora una volta, troviamo traccia di questa azione, che è un'azione politica sostanzialmente, per cui ci sono numerose norme, disposizioni che indicano una sorta di monopolio del mercato cittadino, che era stato concesso forse addirittura molto, molto prima di questo XIV secolo, appunto un monopolio
eliminare ogni elemento, come dire, di concorrenza esterna, ovviamente, ma anche interna, cioè praticamente stabilendo delle norme molto precise per cui il mercato deve essere realizzato almeno una volta alla settimana e che deve essere appunto il luogo in cui vanno a confluire coloro che vogliono vendere e acquistare una serie di prodotti. Ed è interessante che queste norme in molti casi utilizzano una formula sulla quale poi tornerò alla fine di questo mio intervento, cioè ribadendo il rapporto con le consuetudini. Molto bene ha sottolineato la professoressa De Grassi nell'incontro della settimana scorsa il rapporto tra gli statuti e le consuetudini, gli usi che sono propri di un territorio. Quindi anche questi richiami che noi troviamo all'interno delle singole norme ci aiutano a cucire la dimensione e l'esigenza della comunità che si sta rafforzando e che sta rivendicando un proprio ruolo e il rapporto con il dominus ecclesiastico, in questo caso appunto il patriarca. Quindi questo elemento ci aiuta anche a capire poi un altro aspetto importantissimo che emerge ancora una volta poi nell'analisi un po' quasi in filigrana degli statuti, cioè la crescita demografica che sicuramente ha interessato la comunità di San Daniele, diciamo a partire dalla fine del XIV secolo, va imputata al fatto che giungono nella terra diciamo persone che sono richiamate così dal giro di affari, dalla compravendita delle merci, dal transito delle merci, e quindi se all'inizio possono essere anche presenze proprio dettate dall'attività del mercato, un po' come accade ai giorni nostri, no? Insomma, se il luogo offre delle opportunità, se il luogo dà delle possibilità per sviluppare la propria attività, che può essere quella di, che ne so, bottaio o di fabbro o di macellaio, a un certo punto dal passare e transitare temporaneamente, occasionalmente, al fatto di pensare di stabilirsi e di attivare una propria impresa, diremmo noi oggi, il passo può essere non così lungo, anche se, come vedremo, gli statuti poi dimostrano che non è così semplice. Ma in ogni caso possiamo dire che alla fine del XIV secolo la terra di San Daniele, la terra murata di San Daniele, certamente è notevolmente cresciuta, proprio per impulso dall'alto e per una favorevole, diciamo, risposta dal territorio. Noi diremmo che questa valenza economica, ma che diventa anche politica, si traduce in una crescita di autonomia che necessita di regole, no? Nell'introduzione molto puntuale che il professor Mocchi ha fatto nel presentare questa serie, no, di incontri, cioè il richiamo al concetto di regola, emerge chiaramente, emerge anche nell'analisi specifica degli statuti. Cosa possiamo dire ancora degli statuti? Quindi adesso entriamo proprio nel merito, no? Zoomiamo. Innanzitutto noi non abbiamo una data ufficiale di promulgazione degli statuti. Noi sappiamo solo che abbiamo una versione tarda rispetto a quella che poteva essere la prima produzione statutaria. Ci sono una serie di statuti, cioè di norme che sono state deliberate dalla comunità, disseminate a partire, questa è la prima testimonianza documentaria che abbiamo, dal 1343. Sono state anche pubblicate in una raccolta che risale al 1879, una di quelle pubblicazioni curate in occasione delle nozze che appunto si intitola Gli antichi statuti di San Daniele inediti 1343-1368, ed era appunto la raccolta di una serie di deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità. Interessante perché queste comunicazioni vanno in qualche modo diciamo, a creare le basi per quello che verrà effettivamente normato proprio dalla raccolta degli statuti. Certamente noi sappiamo sia da queste norme sparse della seconda metà del XIV secolo, ma soprattutto dalla codificazione che poi è stata così magistralmente presa in considerazione e
tradotta dal latino appunto da Angelo Flora Cornelia Forte, noi sappiamo appunto qual è la struttura del governo del comune, no? Quindi si tratta di un governo della comunità che fa riferimento a 13 consiglieri o consigliari, come dicevo appunto prima, interessante perché sono 6 proprio della terra, cioè della parte centrale di questa quasi città, 6 della villa, cioè di quello che sono gli elementi più prettamente rurali, e a uno anche che rappresenta gli abitatori del castrum, cioè quella permanenza feudale che in qualche modo derivava dalla fase precedente di organizzazione del castello, del feudo di abitanza e del castrum di San Daniele. Questo consiglio viene, diciamo così, fa riferimento ad un rappresentante della comunità, il giurato. Poi ci sono anche altre funzioni come il camerario, e poi c'è una serie di magistrature sulle quali vale la pena un pochino cominciare a soffermarsi. Questi elementi di organizzazione del governo della comunità fanno parte dei primi capitoli degli antichi statuti della magnifica comunità di San Daniele, quasi proprio per indicare fin dall'inizio quali sono le forme del governo della comunità. Per cui, oltre al consiglio, oltre al giurato, oltre al camerario per le chiese di San Daniele e San Michele è la chiesa del castello, San Michele è la chiesa della comunità, e ripeto, ci sono anche altri magistrati, potremmo dire, o comunque persone che svolgono degli incarichi pubblici. Intanto ci sono 3 provveditori ai pupilloni, cioè coloro che erano stati delegati di controllare l'amministrazione dei beni dei pupillari, cioè degli orfani di età inferiore ai 14-12 anni, adesso non mi ricordo esattamente il dettaglio degli anni, comunque di minori che avevano bisogno di una tutela. Estremamente interessante questo elemento. Poi abbiamo dei provveditori che avevano il compito di curare la manutenzione delle vie pubbliche, delle strade di accesso alla comunità, e anche uno dei grandi problemi per le comunità dell'epoca, cioè il controllo e la prevenzione degli incendi. Poi un'altra figura importante era quella dei 3 provveditori alla pace, estremamente interessante, cioè dei delegati, noi potremmo dire, da parte della comunità, a svolgere la funzione di arbitri nei contrasti e nelle controversie. E vedremo, proprio per concludere questo nostro intervento, quanto è rilevante questo tipo di scelta. Poi ci sono anche gli impositori alle carni, cioè potremmo dire gli ufficiali sanitari preposti al controllo sulla macellazione e la vendita delle carni. Ora, voglio subito dire, non aspettiamoci nella raccolta degli antichi statuti della magnifica comunità di San Daniele un ordine particolarmente, come dire, facile, definibile, cioè la successione di queste norme in qualche modo ogni tanto perde quella che può essere la razionalità dell'argomentazione, per cui in effetti anche così, nel tentativo di proporvi questa sera qualche assaggio insomma dell'articolazione, io ho dovuto in qualche misura prendere, comporre e riscomporre questi capitoli. Per cui pensate che questo che vi ho appena così illustrato occupa i prime 12 rubriche, i primi 12 capitoli. Poi troviamo molto dopo, cioè il 71esimo capitolo, poi vedremo quanti sono complessivamente le norme nelle quali si sviluppano gli statuti, cioè quindi 71esimo capitolo, il riferimento a quella figura istituzionale alla quale facevo cenno prima, cioè la figura del gastaldo, cioè del rappresentante del potere patriarcale, di nomina patriarcale. Solo al 71esimo capitolo viene indicato che il gastaldo, per appunto norma, deve essere sempre un forestiero. Rappresenta l'autorità del dominus ecclesiastico, amministra quindi la giustizia, affiancando il giurato, affiancando poi essendo affiancato anche da dei rappresentanti della comunità, dagli astanti, che ricordava appunto la professoressa De Grassi essere molto importanti, tutti eletti dal Consiglio e eventualmente assistito anche da un esperto, da un giusperito. Però è interessante
che questo riferimento al Castaldo non si trovi posto proprio all'inizio degli statuti, ma in una posizione, diciamo, un po' più nascosta ed arretrata. Un'ultima osservazione ancora riguardo così le necessità organizzative. Non c'è una figura definita di cancelliere, cioè di quella competenza nella stesura dei documenti che viene semplicemente così citato, ma ad esempio non abbiamo una norma che ne definisca chiaramente l'incarico, né tantomeno un possibile compenso o eventualmente dei requisiti che il cancelliere dovrebbe avere. Interessante che per un altro, diciamo così, ufficiale pubblico, qual è il banditore, il preco, insomma il nunzio, che aveva appunto il compito, diciamo, un po' di messo comunale, questo invece veniva ben definito in una norma. Mentre il cancelliere praticamente compare all'inizio, cioè nel terzo capitolo, dove si fa riferimento appunto a tutta una serie di impegni, ma per dire che come il giurato, come il camerale delle chiese, come il sagrestano, anche il cancelliere godeva di una sorta di privilegio, cioè di essere escluso dalla partecipazione alle opere pubbliche, alla custodia, quindi alla difesa della comunità e anche a, diciamo così, alle imposizioni. Quindi è l'unico riferimento che in qualche modo si fa della figura, alla figura del cancelliere. Allora, accennato questo, spero che sia in qualche modo emerso questo rapporto che dal punto di vista organizzativo deve essere sempre tenuto presente tra la realtà specifica, quella che appunto produce le norme statutarie, e il quadro generale del patriarcato. Entriamo allora nel merito. Accennavo all'inizio, gli statuti sono importantissimi anche perché ci permettono di intuire, di cogliere, insomma, quello che nasce dall'esperienza concreta, da un mondo che è un mondo vivo, che è spontaneo, che è il mondo nella sua complessità, e che, anche se guardiamo al Medioevo, era comunque complesso. La complessità non è solo dei tempi moderni. E quindi è un mondo disomogeneo, anche incoerente, e in effetti se noi proviamo un po' a riorganizzare, come vi dicevo, giocando a comporre e scomporre questi statuti, io, diciamo così, ho voluto individuare delle isole argomentative, partendo dal presupposto che gli statuti hanno una sorta di ordine che è dato dal fatto che dei 137 capitoli che li costituiscono, un centinaio rappresentano le norme, proprio gli statuta, e anzi più di un centinaio, e gli ultimi 15 circa sono invece specifici di un ambito strettamente commerciale, e sono gli statuta da ciò. Detto questo, proviamo un po' a capire. Qualcosa vi ho già accennato, cioè i primi capitoli sono quelli che prima così vi ho molto rapidamente accennato, cioè gli incarichi, le funzioni pubbliche che erano necessarie al governo di questa comunità che si era data le regole, che stava dando le regole. Poi diventa estremamente importante cogliere una serie di disposizioni che così io definirei delle ingiurie injuria verbis, cioè delle ingiurie attraverso le parole. Quindi proprio vi voglio leggere, e lo faccio ovviamente nella magnifica traduzione che è stata fatta da Angelo Florano e da Cornelia Forte. Sentite, del divieto di pronunciare espressioni irriguardose, ingiuriose e di compiere atti offensivi in tribunale. Oppure delle ingiurie indirizzate al Castaldo, quindi pensate, no, al rappresentante del potere patriarcale, nell'esercizio delle sue funzioni al di fuori delle stesse. Quindi insomma le parole offensive nei confronti del massimo rappresentante dell'autorità. Però questo vale anche poi per i rappresentanti locali, cioè delle parole ingiuriose indirizzate al giurato, ai consiglieri, ai pubblici ufficiali. Quindi diciamo così, una furia verbale nei confronti dell'autorità. Forse qualcosa che conosciamo anche adesso. Neanche il messo si salva da questa violenza verbale.
Però è anche interessante notare che le ingiurie possono ovviamente essere scambiate anche tra i privati, no, cittadini, cioè tra i membri della comunità. Quindi delle donne che si scambiano ingiurie, delle espressioni ingiuriose e offensive rivolte da donne contro uomini. Oppure, sempre come in Veris, potremmo anche considerare le diffamazioni, cioè ad esempio le norme che stabiliscono i provvedimenti nei confronti dei diffamatori delle mogli altrui e delle altre donne. Qui è sotteso, no? Un elemento, come dire, di discriminazione di genere che in qualche modo ci restituisce una mentalità dell'epoca. Oppure, sempre riguardando le diffamazioni, dei provvedimenti contro coloro che accusano una persona di aver mentito o pronunciano altre ingiurie nei suoi confronti. Insomma, mi viene quasi da dire che sostanzialmente ingiurie, diffamazione nei confronti dei ruoli pubblici, ma anche tra privati, queste iure verbis, sembrano anche, come dire, richiamare alla nostra mente le parole d'odio. Quindi non sono forse un'invenzione solo del nostro tempo. Altro elemento di violenza, l'injuria cioè l'ingiuria della forza, l'offesa che si porta attraverso la violenza anche con le armi. Questo è un elemento comune agli statuti urbani e statuti cittadini, sia del territorio friulano, ma anche ovviamente di altre realtà comunali. Per cui c'è tutta una serie di norme che cercano appunto di regolare, ve ne ricordo alcune, dello sguainare armi o rivolgere le stesse contro qualcuno, del por mano alle armi, delle minacce con bastoni e pietre. Tra l'altro è interessante, e poi sarebbe interessante entrare nel merito del testo, quando proprio la norma nella sua articolazione, io quello che vi sto leggendo proprio sono le rubriche, cioè la sintesi della norma stessa, ma entrando poi nel corpo della norma c'è un dettaglio delle armi, per cui si passa dalla spada, definita con vari termini, anche a un attrezzo agricolo che può benissimo prestarsi ad essere un'arma offensiva, che sia una roncola, che sia una falce, oppure, come avete sentito, il bastone o la pietra. Ma la violenza può essere anche espressa nei confronti della dimora, per cui c'è una norma che stabilisce gli interventi del picchiare nei confronti di chi appunto va a picchiare alle porte o alle finestre altrui o va a scagliare delle pietre. Chiaramente ognuna di queste norme che cosa stabilisce nel dettaglio? Io su queste adesso non mi soffermo, preferisco farle su altre subito a seguire, ma insomma stabilisce che cosa? Che a fronte di un determinato comportamento che è un reato, c'è ovviamente una sanzione, una pena che deve essere somministrata da chi appunto gestisce la giustizia. Altro tema che gli Statuti San Daniele affrontano è quello legato, possiamo dire così, alla cura, al governo della cosa pubblica. Prima accennavo al fatto che la crescita anche urbanistica della città di San Daniele trova una sua, diciamo così, un suo registro anche nelle norme. Per cui, ad esempio, c'è tutta una serie di obblighi e di divieti, ovviamente, nei confronti, ad esempio, di coloro che danneggiano le porte, oppure i ponti, i cancelli e il muro di difesa della terra di San Daniele, quindi quella cinta muraria che appunto si espande. Oppure la preoccupazione che si possa, diciamo così, indebolire le capacità difensive della città andando a costruire dove non si poteva, quindi degli abusi edilizi, diremmo noi, che però sono importanti perché possono indebolire le mura castellane, quindi del divieto di costruire sopra le mura castellane case prive di propugnacoli, cide difese e di merli. Oppure, interessante, del divieto di costruire latrine a ridosso del muro castellano o di aprire finestre nel muro stesso senza dotarle di inferriate, perché da lì sarebbe stato possibile entrare furtivamente nella terra. A proposito, divieto, e questo è molto pesante, di valicare le mura castellane e i fossati della terra, cioè o passi ufficialmente attraverso le porte della città e lì sei controllato se hai le armi, per cui torniamo al discorso della violenza con le armi, oppure commetti un reato. Ripeto, per ognuna di questi divieti ci sono delle precise ripercussioni.
Ma la cura, diciamo, dell'insediamento passava anche attraverso, diciamo, un tentativo di dare una ordinata vita e fruizione degli spazi comuni, quindi come è stato anche simpaticamente accennato dalla professoressa De Grassi nell'incontro precedente, il problema della pulizia delle strade, no? Dei rifiuti, di non riversare liquami dalle finestre delle abitazioni sulla via pubblica, anche questo, di tenere pulito il fossato attorno alla città, di preoccuparsi appunto della prevenzione degli incendi, di riparare i ponti che permettevano l'accesso alla città murata. Tutta una serie quindi di norme in questo senso. Poi c'è una parte estremamente ampia e sinceramente questa la passerei molto velocemente, intanto per una come dire, difficoltà da parte mia nel gestire argomenti che non mi sono assolutamente di competenza, estremamente importante, perché concerne l'amministrazione della giustizia. Qualcosa prima è emerso quando ho fatto riferimento alle frasi ingiuriose pronunciate all'interno della Corte, no? del judicium, cioè del tribunale, per tradurla così molto, molto rapidamente. C'è tutto un sistema di norme che proprio regola la presenza le possibilità di difesa, la possibilità di farsi rappresentare, di garantire, ad esempio, da citazioni ripetute e continuate. Questo sarebbe interessantissimo. Ci sono delle norme proprio che stabiliscono diciamo, l'impossibilità di essere chiamati a giudizio per 2 volte di seguito sullo stesso reato, che è qualcosa che sembra essere in qualche modo estremamente moderno, no? nella garanzia del suddito, del cittadino, no? Citazione nei confronti delle persone, che il Castaldo non possa muovere accusa contro qualcuno se queste accuse non sono state sostenute o provate. Quindi torniamo di nuovo un po' a quel concetto della diffamazione. Quindi estremamente articolati, qui siamo proprio di fronte ad una quasi ventina di norme di questa raccolta di 137 norme che costituiscono gli statuti della magnifica comunità di San Daniele. Volevo, diciamo così, rimanendo un po' nel dettaglio, soffermarmi su alcuni altri aspetti, un po' perché fa parte, diciamo così, della curiosità che in qualche modo possono suscitare, e un po' perché è un ulteriore elemento di riflessione, almeno credo. Cioè c'è una parte consistente di norme che vanno a regolare intanto la vita del mercato, no? Come si diceva prima, il mercato è un elemento che garantisce e testimone della crescita della comunità. E il mercato va regolato, va controllato, quindi abbiamo norme legate proprio generalmente al mercato, alla disciplina di esso, e poi alla disciplina specifica della vendita, non so, delle biade, delle misure dei pesi, cioè che non ci siano imbrogli da questo punto di vista, per cui c'è proprio un deputato della comunità che va a verificare la congruità delle misure adottate, dei pesi adottati, quindi c'è proprio una norma del pesatore e dei pesi. Divieti relativi al commercio di gallinaceo o di selvaggina che possa giungere da fuori dei limiti della piazza. Interessantissimo, dei disturbatori del posto di vendita, delle contrattazioni altrui, cioè proprio destinare i luoghi nei quali potevano essere realizzate le compravendite all'interno del mercato. Certamente il mercato va curato, va diciamo così garantito, va gestito, e questo poi si lega anche a quella parte finale degli statuti, quegli statuti ad aciorum al quale facevo riferimento prima. Cioè abbiamo tutta una serie di norme, anche queste si ritrovano negli altri statuti di terre grosse, di terre murate, quindi dal dazio sull'olio, al dazio sul pane, al dazio sul sale, al dazio sul vino, che è uno dei più importanti, anche perché il dazio garantiva se non forse la maggiore entrata per la comunità di San Daniele. E se parliamo di dazio del vino, andiamo un po' a fare un gioco che credo piacerà tantissimo al nostro Angelo Floromo, e cioè le norme che regolano i comportamenti degli osti, dei tavernieri, e quindi anche della mescita del vino, che possiamo anche in qualche modo legare poi al divieto del gioco,
c'è una norma, anzi due norme interessantissime, una che proprio recita così: del gioco e della sua regolamentazione e della pena per i contravventori. È molto articolato, ovviamente stare a entrare nel merito sarebbe troppo lungo, ma è divertente vedere quali sono i limiti, i paletti che stabiliscono appunto quando si può giocare con i dadi, quindi vino e dadi vanno molto ben d'accordo, anche come dire, quasi come una sorta di luogo comune della letteratura tra tardo medioevo e prima età moderna. Ma poi anche c'è la preoccupazione di evitare conseguenze quasi da ludopatia, nel senso che c'è una norma che stabilisce delle obbligazioni contratte e sottoscritte in caso di gioco. Cioè, quindi se tu hai giocato d'azzardo, ti sei impegnato, vediamo di regolare questo tipo di impegno. Tornando al vino e agli osti, dove proprio si stabiliscono dei divieti molto precisi, ce n'è uno che in qualche misura sembra essere proprio calibrato sul nostro tempo attuale, del divieto di tenere aperte le osterie dopo la seconda ora di notte. C'è una sorta di lockdown o coprifuoco dell'epoca, per cui dopo il suono della prima campana, la prima campana della prima ora di notte, bisognava insomma chiudere l'attività, l'oste doveva preoccuparsi di buttare fuori gli avventori, preoccuparsi che non si fermassero, e quando suonava la seconda campana dei termini, quindi praticamente un secondo richiamo, l'osteria doveva essere chiusa e quindi non si poteva più rimanere, diciamo così, ad accomodarsi e a godere ancora di un buon vino che circolava già allora in queste splendide nostre terre. Vabbè, sto un po' scherzando, ma fino a un certo punto, perché poi tornando alle statuizioni sui dazi è molto interessante tutta una serie di regole che cercano di definire come dire, la salubrità, ad esempio, delle carni, la macellazione delle carni, il controllo. Se vi ricordate, all'inizio vi ho citato tra le funzionari pubblici del comune, gli impositori della carne, cioè appunto questi funzionari che erano responsabili di che cosa? Di verificare che le carni fossero macellate come si doveva, che le carni fossero di provenienza, diciamo così, garantita, che non venissero vendute carni di animali spacciandole per altra specie. Ad esempio c'è una norma specifica che vieta la vendita del fegato, capite benissimo per quali ragioni, insomma, no? Per la facilità con la quale si deteriora quella parte appunto dell'animale. Insomma, potremmo andare avanti e entrare ancora più nel dettaglio, ma il tempo è quello che è, e volevo arrivare, diciamo così, a una serie di considerazioni conclusive. Chi, diciamo così, ha la bontà di sfogliare, ma guardate che appunto la traduzione fatta da Angelo Froma e Cornelia Forte permette proprio facilmente di accedere a queste norme, di goderle proprio anche della loro curiosità, insomma, no? Potrà notare quello che puntualmente appunto la professoressa De Grassi ricordava, cioè che negli statuti quasi sempre le norme determinano pene pecuniarie. Sembra che tutto abbia in qualche modo un prezzo, no? E solo raramente ci sono delle alternative o delle aggiunte alle pene pecuniarie. Allora è interessante notare che si potrebbe anche provare a fare una sorta di valutazione, no? Di qual è l'impatto di queste pene, senza entrare nel merito, ma quando noi leggiamo, delle pene per cui si è condannati alla pena di 25 lire per il reato che viene commesso. Io se non entro nel merito di quale tipo di reato, però è difficilissimo questo tipo di discorso. Lo possiamo provare a fare con tutto il beneficio del dubbio, insomma. Ma comunque 25 lire, dai documenti notarili, ad esempio, che più o meno risalgono alla fine del 300, inizi del 400, che sono stati molto ben studiati, insomma, emerge che, ad esempio, nella valutazione di certi beni, una casa con cortile posta fuori dalle mura di San Daniele poteva essere valutata a circa 20 lire. Ora, una pena di 25 lire voleva dire il valore di una casa. Se poi ci spostiamo a vedere il valore di una casa che invece si trova all'interno delle mura,
lì saliamo, per cui quando noi leggiamo di una pena di un reato che poteva essere grave e che veniva, diciamo così, sanzionato con 4 marche, altra unità di conto, insomma, guardate che bisogna moltiplicare per 3, cioè arrivare a 12 marche per potersi permettere una casa dentro le mura di San Daniele. Ripeto, può essere considerato quasi una sorta di gioco il mio, ma per dare un'idea, se poi mi ritrovo una multa di, una pena, scusate, di 25 lire, che è una somma che si ripete abbastanza costantemente per tutta una serie di reati, e guardate che sono imputabili a ciascuna di quelle indicazioni che vi ho dato prima, con 25 lire, anche qui da diciamo notifiche, da documenti notarili, ma non solo, insomma, ti portavi a casa un bue, cioè uno strumento fondamentale per la conduzione delle attività agricole. Un campo, anche qua è molto difficile, ma insomma un campo coltivabile, quindi non destinato al pascolo, 6 marche. Molto spesso le sanzioni erano sulle 2-4 marche, quindi certo, pene pecuniarie, però in sostanza anche piuttosto pesanti dal punto di vista finanziario monetario. Poi potremmo fare anche altri riferimenti, ma qui magari ci si perde. Ancora 2 considerazioni. Pene più pesanti, guardate, la condanna a morte oppure la pena infamante. Io ho controllato, ricontrollato, ripeto, io non sono poi un esperto di questa materia, ci mancherebbe altro, però i riferimenti alla condanna a morte sono sostanzialmente 2 negli statuti. Uno per quanto riguarda la violenza espressa attraverso il furto e quindi i furti e le relative pene. Si prevede a un certo punto, ma proprio nella parte finale della normativa, che di fronte a una recidiva nei confronti di questi reati, lì era possibile arrivare perfino all'impiccagione. Tra l'altro sull'aspetto dell'impiccagione Angelo Floramo ha saputo raccontare con grande intensità proprio questo aspetto, no? della pena corporale. Un altro elemento, come dire, piuttosto violento è tra l'altro questo dell'impiccagione per i furti. È interessante perché negli antichi statuti di San Daniele, che ripeto sono, diciamo così, una raccolta dei primi decenni del XV secolo, si fa proprio all'interno della norma statutaria riferimento all'antico statuto, quindi a delle norme che erano state in qualche modo definite dalla comunità probabilmente verso prima metà o comunque a metà del 300. Poi un altro riferimento alla, diciamo così, alla punizione capitale ce n'è ancora solamente uno, ma insomma è molto raro. Questo ovviamente era pertinenza di quelli che erano i crimini, quindi di una giustizia criminale con effusione di sangue, ma che competeva non più al tribunale della comunità, ma era invece pertinenza dell'ufficiale patriarcale. Pene infamanti, che sono abbastanza frequenti, vi ricordate che prima facevo riferimento a un problema, come dire, di genere per quanto riguardava le ingiurie e le diffamazioni? È interessante che intanto c'è una pena che è infamante perché oltre alla pena pecuniaria prevede anche l'incarcerazione per 1 mese nei confronti di coloro che hanno commesso il reato usando violenza nei confronti dei genitori. Cioè chi usa violenza nei confronti dei propri genitori non solo viene condannato ad una pena pecuniaria piuttosto pesante, ma anche al carcere. Un carcere che poi può essere la detenzione di 1 mese, che poi può essere anche allungata come periodo di detenzione se nel frattempo non si è pagata la pena. E quindi era infamante proprio per l'aspetto della carcerazione. Ancora più infamante, e questo diciamo così merita in qualche modo una brevissima lettura, anche perché tra l'altro questa è una normativa che si ritrova anche proprio negli antichi statuti, quindi in quelle norme sparse che vengono raccolte nella seconda metà del 300, ed è la norma 22 delle donne che si scambiano ingiurie, l'abbiamo già richiamata, e sentite come recita.
a conferma di un'antica costumanza, stabiliamo e decretiamo che qualora ci sia scambio di ingiurie tra donne e ne derivi querela, quella che ha torto sia punita con l'ammenda di 40 denari, una bella botta, da devolversi per 3/4 alla comunità e per 1/4 al signor Castaldo. Oppure, ecco l'alternativa, ma anche infamante, sia condannata a girar nuda per la terra di San Daniele, portando una grossa pietra sulle spalle, qualora al tribunale o al consiglio sembrerà opportuno applicare tale pena. Direi che proprio si commenta da sola questa normativa. Approfitto e vado a chiudere. Avete sentito? L'ammenda, quindi la pena pecuniaria, va devoluta a 2 soggetti diversi: il Gastaldo, cioè il rappresentante del patriarca, e la comunità. Le percentuali ovviamente variano a seconda dei reati e delle condizioni. In alcuni casi va tutta versata alla comunità, in altri va versata in parte alla comunità, in parte al Gastaldo. Ultima osservazione. C'è una differenza se il reato è commesso di giorno o di notte. Le è stato già detto dalla professoressa De Grassi. Mi piacerebbe ricordare così questi giochi etimologici, perché l'aggravio, per molti motivi, ma anche perché nox qui a nocet, cioè ciò che è di notte nuoce, e quindi il reato diventa ancora più pesante. Quindi tanti aspetti di immediatezza che si possono cogliere negli statuti, tanti elementi che sono, diciamo così, di vita vera, di vita fresca. Spesso si fa riferimento alla consuetudine, ad un passato dal quale deriva, come dire, la saggezza, e i comportamenti vanno ripresi da quell'elemento. L'ultima è veramente ultima annotazione. E i forestieri e gli stranieri, Angelo Floramo lo richiamava, ma magari lo possiamo lasciare forse proprio a un'eventuale domanda, anche per il rapporto con chi non fa parte della comunità e viene normato. C'è una contrapposizione sostanzialmente tra chi è cittadino, chi è membro della comunità e quindi membro di questa realtà, e i forensi, i forestieri. C'è un noi e un loro, c'è una contrapposizione, lo troviamo in moltissimi statuti. Vengono normati, non è facile diventare cittadino, bisogna seguire tutta una serie di procedure, però è interessante perché nonostante questo la storia ci dimostra che proprio in quei decenni, come dicevo all'inizio, San Daniele cresce, e non cresce per uno sviluppo semplicemente endemico, ma perché c'è come dire, l'apporto dall'esterno, perché San Daniele poteva rappresentare un'opportunità, perché quella comunità offriva delle regole e delle possibilità di convivenza. Posso fare un'ultima osservazione, proprio velocissima, perché vedo incombere l'amico Angelo. Allora, che cosa volevano sostanzialmente stabilire queste norme? Beh, di fatto garantire l'ordine, garantire una sorta di pacificazione da parte così della comunità, il poter vivere in maniera, diciamo così, condivisa. Se tu hai le regole, queste regole le conosci, allora riesci anche a evitare di degenerare. E allora vi leggo velocemente questa norma, che credo che sia estremamente esemplificativa, dell'evitare ogni dissenso e sedizione tra il popolo. Poiché è la nostra volontà garantire la pace e una situazione tranquilla al nostro popolo, stabiliamo e ordiniamo che niuno osi e ardisca a sostenere che i cittadini e gli abitanti del centro sono più numerosi e migliori dei cittadini e abitanti di luoghi periferici, o che quelli di Borgo Sacco sono più numerosi e migliori di quelli del tale o tal'altro borgo, e in nessun modo qualcuno abbia l'ardire di lasciarsi andare a discorsi di tale genere, offendendo così altri cittadini. Vogliamo infatti che i cittadini dei borghi centrali e periferici godano di pari dignità e si sentano uniti nella comunità. Io credo che siano parole bellissime che esprimono la concordia e la volontà di avere delle regole comuni. E eccolo qua. Se io vi leggo questo brevissimo passaggio. La comunità sandanielese, mediante il presente statuto, di cui questo preambolo è parte integrante, si ricongiunge idealmente all'antica tradizione di autonomia, di rappresentanza e di partecipazione che si ritrova negli antichi statuti, sin dal secolo XIII. Sapete cos'è questo? È il preambolo dello statuto che la città di San Daniele del Friuli ha adottato nell'estate del 2002.
statuti medievali e statuti del tempo presente. Grazie. Mi ero dimenticato di accendere il microfono. Anche questo è un elemento che riguarda la situazione nella quale viviamo. Allora, adesso volevo dirvi che arriva idealmente ad Alberto l'abbraccio e chiaramente l'applauso. Riuscite a sentire, vero adesso? Sì, si sente. Per aver condotto la sua relazione in maniera così magistrale e per averci aiutato anche ad entrare poi per zoomate successive in questa complessità statutaria e consuetudinaria, come è stato detto, che però ci restituisce una vita quotidiana di grandissima rilevanza e di grande vivacità. E Alberto, sei sicuramente riuscito a darcela in tutta la sua policromia, in tutta la sua variegata essenza. Dicevo in muto, e quindi lo ripeto, con un'attenzione documentaria e anche una capacità di lettura anche oltre a questo. Le domande sarebbero ovviamente tantissime, ti ringrazio anche per la chiusura che ci hai regalato, perché ricordo a chi ci ascolta che la rassegna si intitola Amate la giustizia, voi che giudicate la terra, che è proprio l'incipit di buona parte delle raccolte statutarie in terra patriarchina, il Diligite Justitiam qui Judicatis Terram, e il sottotitolo è un sottotitolo che va a chiosare magnificamente quello che tu hai detto, etica e politica nelle costituzioni patriarcali, in questa dimensione di lunga durata. Ma io vorrei farti una duplice domanda e poi ovviamente lascerei spazio al pubblico, così apro un po' il solco e alle sue curiosità. E poi ovviamente chiamerei Paolo Mocchi, il professor Mocchi, a chiudere la serata. La mia curiosità è questa. Tanto ti ringrazio di aver citato ampiamente il lavoro ormai di tanti e tanti anni fa e di aver ricordato la figura di Cornelia Forte, che è sempre indimenticata cultrice del grande materiale presente all'interno della biblioteca guarneriana. Ma io ricordo che una delle grandi difficoltà che ci coinvolsero durante la traduzione fu questo latino molto particolare, che era ricchissimo di riferimenti al sostrato linguistico friulano. Allora, una tua considerazione in merito, no? In questo senso. In che modo un testo così specifico, così attento, così strutturato anche con delle architetture, hai detto molto bene tu, giuridiche, volte alla comune e civile convivenza, poteva doversi confrontare con un elemento identitario profondo, per cui era impensabile che il legislatore non utilizzasse un latino che in realtà era tramato di friulano con degli elementi anche piuttosto simpatici e ridicoli, non so, il rivellum che è il riviel, il castenarius che è il chiastinar, no? Il salin che è insomma, la salina, sassinus che è il sassin, no? La varzina e la voargine. Cioè c'è anche questo elemento che connota gli statuti profondamente vivace, no? Che ci restituisce non soltanto la quotidianità e ovviamente l'ossatura della legge, ma anche un contesto linguistico e culturale molto profondo, che è quello ovviamente patriarcale prima, e comunque friulano, al quale l'ideatore dello statuto non poteva non riferirsi. Cosa pensi tu? C'è questa duttilità anche? Beh, certamente è una testimonianza proprio di questo strettissimo rapporto tra la norma, che in qualche modo è fredda, se vogliamo, anche perché poi ci sono ovviamente degli aspetti che sono comuni alle norme statutarie, perché le esigenze erano comuni, però proprio nella specificità, diciamo così, nell'elemento specifico passa attraverso il linguaggio. Un problema che ad esempio si pone è questo, cioè noi non sappiamo chi abbia
redatto questi statuti, cioè chi è il portatore della conoscenza giuridica, ma allo stesso tempo anche il veicolatore di un lessico che è quello del territorio. Giustamente tu richiamavi tutta una serie di termini che sono di un latino friulano, di un friulano latino, veramente in questo senso invito nuovamente a pensare di provare a sfogliare, no? Sembrerebbe così una sorta di paradosso, un testo giuridico, ma è invece estremamente divertente anche, accennavo prima, nella elencazione delle possibili armi da utilizzare, ancora un po' quasi ci scappa fuori la britule, quasi, no, diciamo, in riferimento ai liquami o alla mussolina, insomma, no? Cioè, alla corte, come si dice anche in altre parti del nostro Friuli. Quindi è, secondo me, una testimonianza bellissima dal punto di vista linguistico, e perché no, appunto, che dà un'autenticità. Cioè è un apparato, questo delle norme, che ha una rigidità, ma allo stesso tempo è veramente la fotografia all'istantanea di una vita, perché poi, come diceva giustamente la professoressa De Grassi, se ci sono le norme, vuol dire che ci sono i comportamenti rispetto ai quali bisogna intervenire. Allora, questa rissosità verbale, quelle parole d'odio alle quali così, celiando un po' facevo riferimento, effettivamente erano un problema, altrimenti non si sarebbe intervenuti in termini di normativa. Molto molto interessante. Mi pare ci sia una domanda e chiedo magari ai tecnici mirabolanti, Giorgio Simonetti, ecco, Daniela Bierti, il commercio dei prosciutti quando inizia e come viene normato? Domanda interessante. Allora, il commercio, allora, intanto la qualità del prosciutto era talmente garantita che la mensa del patriarca ne era, come dire, ben che fornita come obbligo. In realtà la normativa all'interno degli statuti non emerge specificamente, poi ci sono sicuramente delle norme, ma che non fanno parte degli antichi statuti della Magnifica Comunità di San Daniele. Sì, se posso aggiungere, in effetti, per quanto riguarda la storia del Parsutto, c'è un lavoro importante che è stato raccolto da Don Remigio Tosorati, che insomma è lo storico di San Daniele, ha vissuto più anni dentro le aule della biblioteca guarneriana che non in sagrestia, immagino, e ha restituito tutta una serie di studi importanti su questo, anche sul prosciutto, e chi fosse interessato ovviamente dovrebbe compulsare altre fonti come i quaderni dei giurati, per esempio, e altre documentazioni che sono presenti nell'archivio storico, e lì c'è una notevole dovizia di particolari a partire dalla fine del 300 inizio del 400, soprattutto sul prosciutto utilizzato come diceva adesso il professor Vidon, come merce di scambio, soprattutto come dono pregiato da rivolgere in ambascerie, e si parla, la cosa interessante, non tanto di cosce di prosciutto quanto piuttosto di spalle di porco, perché erano ancora maiali allevati allo stato brado o semibrado, per cui non erano maiali all'ingrasso, ed era comunque una parte molto pregiata, e ce la immaginiamo una carne particolarmente magra, non grassa, e quindi anche parecchio saporita, interessante anche come connotazione. Posso porti un'altra curiosità? Tu hai citato i foresti. Negli ultimi anni ti sei occupato anche di questa presenza, di questa figura che è così interessante nell'ambito delle nostre comunità, e che, un poco come hai fatto durante tutto il corso della tua relazione, ci interroga anche sul nostro presente, d'altronde, no? Cioè l'avere a che fare con l'altro da noi, che da un certo punto di vista implica paura, dall'altro anche necessità, però, no? Etica, appunto, di assistenza, di accoglienza, con tutta una serie di strumenti che la Magnifica Comunità di San Daniele mise in atto. Le stesse Costituzioni spatriarchine, insomma, di Marquardo stavano attente a queste dimensioni delle categorie deboli, i viatores, hai citato i pupilli, le vedove. Ecco, come la vedi la questione di una comunità che si pone anche il problema del foresto, con la sua interessante etimologia? Secondo me, per quel poco che posso dire e sapere, come accennavo prima, non era facile ovviamente entrare a far parte della comunitas. Appunto ci sono queste norme che stabiliscono precisi comportamenti, quindi testimoniare
da parte di uno dei cittadini che il forestiero che chiede di entrare a far parte della comunità vive già nella comunità da un certo numero di anni, che i suoi comportamenti sono sempre stati illeciti, cioè la garanzia che in qualche modo deve essere introdotta. Ma a me viene così facile pensare che, come accennavo prima, la grande crescita anche endemica, insomma, di San Daniele, la splendida stagione che poi è la stagione di questi statuti, perché i statuti, diciamo, vengono strutturati alla fine del 300 e appunto la versione che avete presentato è dei primi decenni del 400. La grande crescita di San Daniele è comunque riconducibile a un apporto esterno, e quindi questa contribuzione, che veniva certamente normata, regolata, però non viene preclusa, anzi cresce proprio anche perché noi dobbiamo sempre intendere che i forensis sono quelli che vengono da fuori, cioè esterni al foro, se vogliamo, alla piazza, alla platea, insomma. Quindi non dobbiamo neanche pensare necessariamente ad una provenienza da terre molto lontane. Ma detto questo, poi San Daniele, cioè se noi poi guardiamo al 400, che è stato molto più studiato perché è molto più ricco di documenti, appunto Don Remigio Toggiorati ci ha fornito tantissimo materiale in questo senso. Se noi cominciamo a pensare a certe categorie, cioè quelle dei maestri, quelle dei medici, quelle degli organisti, cioè ne abbiamo chi più ne ha più ne metta, cioè, lo stesso Pellegrino da San Daniele, no? Ha una radice che non è prettamente la mamma croata tra l'altro, no? Sì, quindi, Tanner che no, lavora nelle chiese, cioè io credo che veramente sia stato un contributo fondamentale dal quale non si può prescindere per riconoscere quella splendida stagione che poi è stata il 400 e non solo il 400 San Daniele. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, un grande ringraziamento per questa bella relazione agli statuti antichi della magnifica comunità di San Daniele di Alberto Vidon, e quindi chiederei al professor Mocchi di fungere da cerimoniere e chiudere la serata. Sì, grazie. Ringrazio il professor Vidon perché mi ha fatto riflettere su un errore che ho commesso la volta precedente nel presentare questi incontri. Perché io parlavo del contenitore, o meglio dei contenitori che sono sempre uguali, usi, consuetudini, leggi, costituzioni, ma poi cambiano i contenuti perché il diritto positivo cambia. Questo è vero, ma con beneficio di inventario, nel senso che stasera ho capito di aver commesso un errore, perché poi tutto sommato anche il contenuto è lo stesso, non solo il contenitore. Perché? Perché l'uomo è sempre uguale a se stesso nei secoli. Perché quando si parla, ancorché in maniera non sistematizzata con i codici civile e penale che abbiamo adesso, perché Alberto Vidon ha detto che non c'era questa sistematizzazione delle norme, però di fatto poi il comportamento umano è sempre uguale. Perché quando si parla di ingiuria, di diffamazione, di offesa pubblica ufficiale, il gastaldo, si parla del codice penale di oggi. Quando il professor Vidon parla dei giochi delle scommesse, si parla del 1933 del codice civile di oggi, attualmente in vigore, di una norma perfettamente aderente a distanza di secoli. Ecco che quindi forse sicuramente cambia in parte il diritto positivo, ma il comportamento dell'uomo poi alla fine è sempre uguale e individualmente confligge con quello degli altri sempre allo stesso modo, cioè entra in conflitto quando forma comunità allo stesso modo o in maniera molto simile, spessissimo. Ecco, questa è una riflessione che così mi sentivo di fare e una precisazione rispetto alla presentazione della volta precedente. Ringrazio naturalmente il professor Angelo Floramo e do appuntamento. Chiedo scusa. Approfitto allora per salutare tutti nel frattempo e ringraziare per intanto l'invito, per l'opportunità e anche ovviamente per chi ha avuto la bontà di ascoltare. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie e do appuntamento a tutti per giovedì prossimo, sempre alle 20:30, col professor Paolo Cammarosano, già docente di storia medievale all'Università degli Studi di Trieste, che ci parlerà delle Costituzioni Patria e Fori Iuli e il disegno legislativo di Marquardo di Randec. Quindi appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, stesso giorno, e a tutti buona serata. Grazie e arrivederci. Buonasera.